Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli. Fontanarossa, si attenuano i disagi, aumentano i voli, ma ancora dirottamente a Comiso e Palermo e cancellazioni dell'ultimo momento. Incendi a Palermo per il WWF, sfregio irreparabile pianificato da professionisti. La sciarpa del Catania sull'auto del Papa, l'iniziativa di due tifosi rostazzurri a Lisbona per la giornata mondiale della gioventù. Il video diventa virale. Calcio, prosegue in Sila il ritiro del Messina, organico carente in tutti i ruoli, previsti 5 acquisti sul mercato. Buongiorno, ben trovati a Sicilia 24. In apertura all'ultimo aggiornamento dall'aeroporto di Catania. Il Fontanarossa, come vi abbiamo già raccontato in tutte le nostre edizioni, da 2 giorni il Terminal A, che era stato interessato all'incendio del 16 luglio, è stato riaperto. Vi abbiamo di giorno in giorno documentato quel che accade in aeroporto e anche questa mattina ci colleghiamo col Fontanarossa. È andato per noi Orazio Longo. Eccoci qui da Fontanarossa, siamo nel Terminal A che dall'altro ieri sera è di nuovo operativo. Ci troviamo nella zona partenza, questo è un check-in per l'aeroporto di Falconara ad Ancona, il lento ritorno alla normalità dell'aeroporto con qualche ancora cancellazione, ritardi e dirottamenti, come possiamo vedere grazie all'aiuto del nostro operatore dal tabellone. Sono ancora diversi i voli cancellati, i voli in ritardo e i voli dirottati. Va detto che non ci sono in questo momento più dirottamenti verso Trapani, ma soltanto verso Comiso e verso Palermo. È aperto anche il terminalino, quello aperto 4 giorni fa dall'aeronautica militare. Lì c'è soltanto in questo momento programmati i voli Ryanair, mentre tutti gli altri sono tra il Terminal C e il Terminal A. Nel Terminal C ancora qualche coda, ma naturalmente parliamo di code molto più circoscritte rispetto agli altri giorni. È attivo da oggi anche i Schengen Extra UE, non per fuori Europa, ma per l'interno dell'Europa, cioè per capirci si vola da Catania per arrivare a Londra Gatwick, ma non per Tel Aviv o per Casablanca in questo momento. Per quanto riguarda la situazione anche dell'aria, della respirazione dell'aria, si sente ancora un po' di odore di fumo, ma soprattutto nella parte che è ancora sequestrata, ma l'aerostazione tutto sommato è abbastanza bene arieggiata. Ti ridò la linea. Sì, Orazio, volevo dirti, chiaramente c'è la prescrizione per gli operatori della SAC, per chi lavora in aeroporto, di indossare la mascherina e possono lavorare solo alcune ore proprio per il livello dell'aria. Sì, c'è la prescrizione delle mascherine per quanto riguarda gli operatori aeroportuali, non per quanto riguarda invece i passeggeri che non sono obbligati a portare la mascherina. Gli operatori aeroportuali fanno turni di 4 ore. E un'altra domanda, hai visto se ancora ci sono delle code all'esterno dell'aeroporto? Abbiamo parlato in questi giorni di persone che sono costrette a fare la fila fuori e quindi sotto il sole. Come ti dicevo prima, le code al Terminal C ci sono ancora, ma sono molto circoscritte. Nel Terminal A di fatto le code sono ai check-in, ma sono code diciamo da normale imbarco agostano per quanto riguarda i voli appunto in partenza. Quindi possiamo dire che la situazione sta tornando davvero alla normalità, si viaggia in Europa, si riesce a volare, ad atterrare a Catania, però solo per alcuni paesi, altri no. Vogliamo precisare questo perché sono poi le notizie che interessano i nostri telespettatori. Sì, per l'area extra Schengen non si vola ad oggi, mi hanno confermato, ma è una notizia che riguarda oggi, stamattina, non si vola per extra Europa, cioè Africa, Asia, in questo momento non si vola, ma si vola nell'extra UE
a Londra, perché Londra comunque risulta extra UE, e quindi lì si vola da Catania normalmente. I voli dirotati comunque ci sono ancora voli cancellati all'ultimo minuto, le compagnie chiaramente stanno evidentemente ancora lentamente riprogrammando i loro voli. Quindi si vola a Londra, extra Europa, perché come sappiamo con la Brexit l'Inghilterra, la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea. Grazie Orazio, prossimo appuntamento con l'informazione alle 11:45, faremo un altro collegamento per monitorare la situazione all'aeroporto di Catania. Sappiamo che sono state 3 settimane difficilissime, 3 settimane di passione, sono state tantissime le polemiche sulla gestione dell'emergenza, pugno duro del sindaco di Catania Trantino che ha voluto diffondere un video messaggio per essere credibili, dice tra le altre cose le istituzioni devono avere il coraggio di fare un passo indietro e chiedere scusa, ma sentiamo Trantino. In questi 20 lunghissimi giorni dal momento dell'incendio la città e parte della Sicilia orientale è stata messa in ginocchio. Affittacamere, albergatori, ristoratori e tutto un indotto di un'città e un'isola che vivono prevalentemente di turismo hanno patito un duro contraccolpo. Le recensioni negative di migliaia di passeggeri frustrati non sappiamo quali riflessi avranno, ma certamente ci indurranno a compiere delle azioni mirate per riscattare l'immagine dell'isola. Ma la questione è anche un'altra. Per pretendere il rispetto dei doveri da parte dei cittadini, le istituzioni, per apparire credibili e ridurre le distanze tra chi decide e coloro per cui conto decide, devono assumersi le proprie responsabilità. E spesso in un mondo di relazioni, per riavvicinarsi, per ricucire un rapporto, basta fare un passo indietro e sapere chiedere scusa. Credo di avere fatto tutto quello che rientrava nelle mie possibilità, suggerendo anche specifiche iniziative per alleviare i disagi dei passeggeri mai messe in atto. Io non penso di avere colpe, ma sono socio di chi ha la responsabilità di gestire l'aeroporto e so che chi è parte di qualcosa che non ha funzionato deve comunque avere l'umiltà di chiedere scusa, specie se non lo fanno altri. Bene, aggiornamento sul fronte dei migranti, 180 dei 2.420 ospiti dell'hotspot di Lampedusa sono stati accompagnati alla polizia all'aeroporto e sono stati imbarcati su un volo charter che li ha trasferiti a Catania. A causa del mare mosso che blocca i collegamenti con traghetti aliscafo, la prefettura di Agrigento aveva già da ieri annunciato il trasferimento di 360 migranti fra oggi e domani, sempre con dei voli. E a Catania i carabinieri di Piazza Dante sono stati impegnati in un servizio di controllo del territorio del centro storico con l'obiettivo di contrastare l'illegalità diffusa e il fenomeno dell'occupazione abusiva del suolo pubblico. Nel corso del controllo i militari hanno multato i titolari di 2 ristoranti posti nei pressi del Teatro Bellini. I carabinieri hanno anche multato il titolare di un mini market asiatico per non aver rispettato l'orario di chiusura stabilito da una recente ordinanza comunale. Oltre 6.000 ettari di boschi e vegetazione sono andati distrutti a Palermo e provincia nei devastanti incendi del luglio scorso. WWF Palermo non ha dubbi, sono frutto di un unico piano criminale. Bruciate le aree verdi che circondano la città, un'azione da professionisti portata avanti da una organizzazione capillare. Il WWF, con la collaborazione dell'Aeroclub di Palermo Bocca di Falto, ha filmato e fotografato dall'alto le aree bruciate dagli incendi e parla di un'area grigia di attività legali e illegali, di interesse leciti ed illeciti che continua a condizionare la vita del territorio e continua ad attentare alla natura. E un incendio ha danneggiato un'abitazione a Piana degli Albanesi in provincia di Palermo. È successo questa notte. Una famiglia ha dovuto lasciare l'appartamento per mettersi in salvo. Altro rogo a Gela, sterpaglie hanno preso fuoco, le fiamme si sono propagate, hanno distrutto il capannone di una attività commerciale. Di questo ovviamente vi parleremo anche nelle prossime edizioni del nostro telegiornale.
Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Giarre dai carabinieri per detenzione dai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione in via Don Minzoni, i carabinieri hanno sequestrato circa 78 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche nei locali condominiali. In un vaso del pianerottolo del piano superiore i carabinieri hanno trovato altri 238 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish, cocaina e un foglio con nomi e cifre riferibili alla compravendita della droga. La sciarpa del Catania sull'auto del Papa. Il video è diventato virale, specie tra i tifosi del Catania. Alla giornata mondiale della gioventù che si è conclusa a Lisbona, ieri Papa Francesco ha attraversato 2 ali di folla con l'auto con la quale è solito spostarsi. Durante il percorso, come ha testimoniato la ripresa effettuata da Natalia Zappalà, la stiamo vedendo, un tifoso rossazzurro, Roberto Pappalardo, ha lanciato una sciarpa del Catania che gli uomini della scorta del Papa hanno raccolto e posizionato sulla papamobile. E continuiamo, parliamo adesso di calcio giocato. Prosegue in Sila il ritiro del Messina, previsti 5 acquisti sul mercato per migliorare l'attuale organico, carente in tutti i ruoli. Sentiamo Sergio Colosi. 3 over e 2 under sono i prossimi obiettivi di mercato del direttore sportivo Domenico Roma e del tecnico Giacomo Modica, chiamati a dare solidità ed esperienza ad un Messina fin qui costruito poco e male, secondo le direttive del presidente Sciotto. Tra prestiti ben 4, giovani di belle speranze e calciatori dal passato in quarta serie, la CR è come ogni anno di questi tempi il solito cantiere aperto, con vista sul minutaggio e nella speranza della terza salvezza consecutiva dopo le prime 2 già miracolose. Per la difesa in ritiro Filippo Pacciardi, 28 anni svincolato, ex recanatese. A centrocampo piacciono Domenico Franco, che però dovrà scontare 4 giornate di squalifica, e Domenico Mungo della Viterbese, il cui tira e molla sul contratto ha origini lontane. Circolati i nomi di Welbeck e Maldonato. Per l'attacco Salvatore Caturana appartiene ai sogni giallorossi, mentre si tratta con Vincenzo Plescia, ex Avellino, dai piedi discreti ma scarso finalizzatore. Sul fronte under in arrivo Giorgio Brogni, 22 anni dall'Atalanta, con discreta esperienza in Serie C, Ancona Paganese e Feralpi Salò, e l'attaccante esterno della Cremonese Marco Zunno. Tesserato ieri l'ex centrocampista del Catania Simone Buffa, svincolato e legato al Messina da un contratto annuale. Un maggiore coinvolgimento del tessuto imprenditoriale cittadino, che però alle capacità gestionali del presidente Sciotto preferisce investire sulla pallavolo femminile dell'Accademia Sant'Anna, i lavori al sistema di drenaggio del Francoscoglio con qualche gara di campionato in campo neutro e la sfiducia della tifoseria all'attuale proprietà sono gli altri argomenti di un'estate dove il calcio giocato è sempre un tema secondario. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata, prossimo appuntamento fra qualche minuto alle 11:45 con un nuovo collegamento con l'aeroporto di Catania per le ultime novità, per un aggiornamento e altre notizie. A tra poco.